Benvenuti tifosi del Napoli, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Guardiamo il video. Il Napoli e Giovanni Manna sono letteralmente sul mercato. Nelle ultime ore hanno parlato direttamente con Darwin Núñez, ricevendo la piena approvazione per il trasferimento all'ombra del Vesuvio. L'uruguaiano è incuriosito dal progetto che gli è stato presentato e si è già mostrato disponibile ad approfondire gli aspetti legati al contratto. Costi. L'attuale stipendio di Núñez è, tutto sommato, accessibile per gli standard del calcio italiano. L'ex Benfica guadagna 4,6 milioni di euro netti a stagione con il Liverpool. Il Napoli è pronto a migliorare questa cifra, però, puntando anche su altri fattori, come il progetto, la città e Antonio Conte. Darwin riceve offerte molto più vantaggiose, dal punto di vista economico, dai club arabi. Per quanto riguarda il prezzo, gli inglesi chiedono circa 50 milioni di euro. Kevin De Bruyne è il primo acquisto estivo del Napoli. Una mossa straordinaria, orchestrata dietro le quinte da Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis, che hanno previsto la concorrenza di diversi club europei e l'assalto dei ricchissimi club arabi e americani, pronti a offrire cifre insostenibili. Determinante è stata anche la volontà del giocatore, che ha sposato con tutto il cuore il progetto Napoli, dalla città all'aspetto sportivo, da sempre fondamentale per lui. I canali ufficiali dell'SSC Napoli hanno riportato le prime dichiarazioni di KDB da neo acquisto del Napoli. Sono un vincente. Voglio vincere le partite. Sono sempre stato così. Odio perdere. La squadra ha vinto lo scudetto l'anno scorso, quindi è in Champions League. Penso che possiamo fare grandi cose insieme. La squadra vuole vincere, è ambiziosa. È una buona squadra. È stato un buon progetto per me e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Ricordo che i tifosi erano molto rumorosi, un po' pazzi. Ma va bene così. Credo di capire un po' il Napoli, il modo in cui tifano per la squadra. Era qualcosa di cui volevo far parte. All'inizio forse bisogna abituarsi un po', ma se in tanti sostengono la squadra, si creerà una bella atmosfera e dovremmo riuscire a ottenere qualche risultato. Conosco Romelu da quando avevo 13 anni. Mi ha parlato molto bene della squadra, della città, quindi non vedo l'ora di fare qualcosa insieme. Romelu e Driss conoscono molto bene la città, possono spiegarmi come funziona, com'è la gente, com'è vivere qui. Ma io capisco un po'. Certo, devo abituarmi, devo imparare un po' di italiano, ma sono emozionato. È una novità per me. Ho trascorso 10 anni in Inghilterra, ma penso che sarà una grande esperienza per me e la mia famiglia. Non vedo l'ora. Cari tifosi, sono qui per vincere. Forza Napoli sempre. Che ne pensate, tifosi del Napoli? Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre.